importante ascoltare è che sia il commercio, insomma, in generale, sia in un periodo difficile, non può che farmi dispiacere, però in questo momento chiunque può andare sul sito dell'SSM e vedere che nel parcheggio del Tribunale, a 1 minuto dalla sua gioielleria, ci sono 52 posti liberi. Sai che ora è? Sì. In questo momento, i negozi sono tutti chiusi? ma siamo qui in questo momento, stiamo parlando, vedremo stamattina. Intanto sull'applicazione qualunque persona può vederlo alle 8 di mattina, come alle 7 di sera, come alle 3 di pomeriggio. Sono ancora ad aspettare le elaborazioni dell'assessore Marchiolo io. Ci sono 52 parcheggi vuoti, 68 in Venerio, eccetera. Quindi, voglio dire, la signora ha detto: io nei parcheggi in struttura la macchina non la metto perché non la voglio mettere. Assolutamente legittimo. No, non la mette però di sera, ha detto, la sera i negozi sono chiusi, però, no? Tardo pomeriggio, d'inverno è buio. Tardo pomeriggio i negozi sono chiusi perché alle 7 chiudono. Quindi, durante il giorno, se uno però non vuole mettere la macchina nelle strutture che ci sono, insomma, libero di farlo, però non è che possiamo mettere il parcheggio in giardino. No, mi sento di contestare questa sì. osservazione, perché sembra che siamo tutti quanti dei minus, che non abbiamo idea di cosa diciamo. L'assessore ho chiesto di avere, gli ho fatto un accesso atti, ho chiesto di avere le elaborazioni fatte dall'assessore Marchioli, ho fatto la stessa domanda ad SSM che mi fornisca i dati che sono stati dati all'assessore Marchioli. Non è stata fatta, non esistono elaborazioni. Quando un commerciante dice che vuole essere ascoltato di più, vuol dire che bisogna fare più incontri e più cosa. E lo dico per primo, l'ho detto prima ancora di sentire la commerciante. Però su questo che ha avuto l'ok, no, l'ha detto il gestore di Banshee, perché nell'intervista di prima, nell'intervista di prima ha detto che hanno un tavolo aperto sia con Venanzi che con Marchiolo. Quindi anche qui, ora, cioè, Venanzi, non è che si può scegliere il commerciante che sta simpatico e ascoltare. Tra virgolette, chiamiamola come volete, comunque non diciamo la pedonalizzazione, era malato, l'ha dovuto dire nel Consiglio, no, l'ha detto lui.